La diocesi festeggia la sua patrona Nostra Signora dell'Orto. Il vescovo ha affidato a Maria le linee guida dell'Assemblea Sinodale di giugno. Monsignor Tanasini ha chiesto l'impegno per un rinnovamento spirituale e sociale. Una fede autentica, non basata solo sulle manifestazioni esteriori. A chiederlo è il vescovo, stamani in Basilica a Rapallo. Tanasini ha invitato a conoscere e ascoltare in profondità il Vangelo. Festa di Nostra Signora di Montallegro al santuario Santa Messa del cerimoniere del Papa, Monsignor Guido Marini. Salire al monte, ha detto, per pregare e per chiedere a Maria di essere sempre più vicini a suo figlio Gesù. A mezzogiorno si è tenuta la sparata del panegirico sul lungomare di Rapallo, quest'anno organizzata dal Sestiere San Michele. La città ha salutato la Madonna nell'anniversario dell'apparizione. Tradizionale fiera del 2 luglio a Chiavari, sono 316 i banchi allestiti, un po' meno rispetto agli anni scorsi. Solo 2 mezzi rimossi, nessun abusivo segnalato dalla Polizia Municipale. Sfuma per il momento l'ipotesi ripescaggio in Serie B per la Virtus Entella. In primo grado afflitti al Foggia 15 punti di penalizzazione da scontare il prossimo campionato. La società ha già annunciato ricorso in appello. Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Oggi la diocesi di Chiavari festeggia la sua patrona, Nostra Signora dell'Orto. Nel pomeriggio il vescovo ha presieduto il pontificale in cattedrale e in questa occasione ha affidato a Maria le linee guida emerse nell'assemblea sinodale dello scorso mese di giugno, frutto di un lungo lavoro che ora, ha detto Monsignor Tanasini, deve essere attuato. In particolare il vescovo ha ricordato il bisogno che la nostra vita non si svuoti dalla presenza di Gesù e che i sacramenti non diventino solo gesti esteriori. Quindi ha poi sottolineato l'impegno a rinsaldare la comunione tra le persone e le realtà della diocesi, superando personalismi, campanilismi, gelosie, individualismi. A questo punto il vescovo ha invitato a vivere nel quotidiano la carità e ha citato 2 esempi, quello di padre Enrico Mauri, di cui questa sera è stato proprio letto il decreto del Papa che ne riconosce le virtù eroiche, e anche di Don Nando Negri, di cui si sta chiudendo il percorso diocesano di beatificazione. Restiamo a Chiavari e facciamo un passo indietro. In cattedrale si sono svolti i primi vespri e la Santa Messa dell'Alba, durante la quale è stata fatta memoria dell'apparizione di Maria Santissima dell'Orto, avvenuta il 2 luglio 1610 al giovane Sebastiano Descalzo. Vediamo. La necessità di un rinnovamento spirituale e sociale è il tema di riflessione proposto dal Vescovo in occasione dei primi vespri celebrati in cattedrale. Se nel 1610 Maria portò un grande cambiamento a Chiavari con la sua apparizione, ma anche con la sua presenza in città, è anche vero, dice Monsignor Tanasini, che continua a prendersi cura della nostra Chiesa locale, una comunità che necessita di un cambiamento, di una svolta, un tema affrontato già nell'Assemblea Sinodale di giugno. Il Vescovo spiega dunque di voler presentare a Maria in questi giorni di festa le linee guida di quel documento. E la prima esigenza è quella di una vita cristiana più autentica, più coerente, non esaurita in gesti esteriori, ma ispirata essa stessa al Vangelo, dunque più impregnata di fede. Il Vescovo infine affida a Maria anche il rinnovamento della vita sociale. La città degli uomini ha necessità che Maria ne ripercorra le strade, entri nelle case, aiuti ad affrontare i problemi dell'unità della famiglia, della formazione dei giovani, del sostegno agli anziani, del lavoro, dell'accoglienza, del sostegno alle fragilità. Questa mattina la messa dell'Alba, in cui si è fatta memoria dell'apparizione di Maria a Sebastiano Descalzo. Monsignor Gian Lorenzo Borzini ha ricordato tutte le persone che nei secoli si sono rivolte alla Vergine, mediatrice di grazie. Tu sei la sicurezza della nostra speranza. In lei tutte le cose fioriscono e rifioriscono. Senza la Madonna noi non potremmo essere sicuri del futuro, perché la sicurezza del futuro ci viene da Cristo. La vita senza Cristo è un peso insopportabile.
A Chiavari domani alle ore 18 ci sarà la Santa Messa al Pontificale presieduto da Monsignor Gero Marino, vescovo di Savona Noli. Alle 21 la processione per le vie della città. In questo caso entrambi i momenti saranno trasmessi in diretta sul canale 15, Telepace 1, al canale 15, non perdetelo. Una fede autentica non basata soltanto sulle manifestazioni esteriori. A chiederlo è il Vescovo quest'oggi in Basilica Rapallo per la festa di Nostra Signora di Montallegro. Come promesso e come avete sentito nei servizi precedenti, Monsignor Tanasini ha richiamato uno dei punti dell'Assemblea Sinodale dello scorso mese di giugno. La sintesi nel servizio che segue, lo vediamo insieme. Seguire Maria nella via di una fede autentica. Il Vescovo esprime il proprio desiderio di una comunità che sappia ascoltare davvero la parola del Vangelo. Dall'altare della Basilica Rapallese cita, come promesso, una delle linee guida dell'Assemblea Sinodale di giugno. Ho insistito sul fatto che il vero rinnovamento della nostra Chiesa, prima che su aspetti organizzativi, si dovrà basare sul ritorno ad una vita di fede viva e vissuta. Io vi chiedo di accogliere gli inviti che vi rivolgeranno i vostri pastori per un rinnovato ascolto del Vangelo. Maria è beata, prosegue Monsignor Tanasini, perché ha creduto. Certo, una fede non facile la sua, nella quale possiamo rispecchiarci. La Vergine, dice il Vescovo, pur sapendo di aspettare il Figlio di Dio, non ha paura, non si chiude in difesa, ma ha fiducia. Di qui la domanda a provocazione. Noi abbiamo fede? Perché aver fede non è compiere qualche gesto religioso o sentire qualche emozione interiore. Aver fede vuol dire vivere la vita in tutte le sue espressioni nella luce di Dio, non distaccare dal Vangelo, parola di Dio, dal nostro modo di vivere e di pensare. Il secondo punto di riflessione viene di conseguenza. Se abbiamo fede, domanda Monsignor Tanasini, possiamo dire di conoscere davvero il Vangelo? Parola di gioia e di beatitudine, appunto. Una parola che riempie, che è pienezza, che ci consente di non cercare altro per impostare la nostra vita. Una parola che rovescia il pensare comune. Per credere bisogna ascoltare. Ascoltare con desiderio. Ascoltare con profondità dell'anima. Altro luogo dove batte in questi giorni il cuore della fede dei rappallesi è il santuario di Nostra Signora di Montallegro sul monte. Centinaia di pellegrini che in questi giorni stanno salendo per venerare l'icona di Maria e questa mattina la Santa Messa solenne è stata presieduta da Monsignor Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche del Pontefice. Saliamo al monte, ha detto, per pregare e per chiedere a Maria di essere sempre più vicini a suo figlio Gesù. Noi lo abbiamo intervistato al termine della liturgia. Che significato ha salire al monte, affidarsi a Maria? Mi pare che abbia soprattutto il significato di presentare alla Madonna tante richieste personali e anche richieste che vengono affidate dalla gente, dai fedeli. E poi il significato di domandare alla Madonna di essere sempre di più vicini al suo figlio Gesù, perché rimane sempre vero che quando si va a Maria, Maria porta il Signore e questo è il frutto più importante di ogni pellegrinaggio, quindi anche di questa giornata qui al Santuario di Montallegro. Lei vive a stretto contatto con Papa Francesco, che rapporto c'è tra il Pontefice e Maria in questo caso? Beh, il Santo Padre ha una grande devozione alla Madonna e una devozione che si esprime soprattutto ad un livello molto semplice e popolare. Lui ha anche questo stile di toccare l'immagine, ecco, in questo modo lui esprime l'amore profondo alla Madonna e lo esprime in un modo semplice, popolare, che tutti possono capire e credo che attraverso questa modalità avvicini tanti all'amore per la Madonna. I nonni materni arrivano dal Tigullio, le chiede mai della terra, è anche stato qua un anno fa a Genova, le ha mai parlato di questo suo legame con questa terra? Sì, ci sono diverse occasioni in cui si parla di Genova, della Genova attuale, ma anche
di questi suoi avi che vengono dalla terra genovese, e mi pare che lui abbia un legame, una simpatia, un affetto verso la Liguria e Genova proprio per questi suoi trascorsi che lo riportano in questa terra. Ora facciamo un passo indietro. Ieri in Basilica a Rapallo si è svolta l'esposizione della Cassa Argentea della Madonna alla presenza di tanti fedeli e delle autorità cittadine. In questa occasione il vescovo diocesano, Monsignor Tanasini, ha invitato a essere più responsabili nei confronti dei giovani. Sentiamo. Tutto quello che esce dalla mente e dal cuore di Dio è per il bene, è per la vita. Così il Vescovo, aprendo le celebrazioni per Nostra Signora di Montallegro, attraverso la spiegazione di due miracoli, quello della donna malata e la resurrezione della figlia di Gairo, Monsignor Tanasini sottolinea la bellezza della creazione di Dio e la volontà di Gesù di fare sempre del bene, una consapevolezza che toglie spazio a qualunque pessimismo. Oggi, trovandoci in un mondo dove la difficoltà sembra prevalere, dove il male sembra vincere, noi siamo invitati, e non è un'illusione, a vedere il bene, a scoprirlo, a volerlo. Poi Monsignor Tanasini lancia un appello ad essere sempre più responsabili verso i più giovani. Responsabilità di coerenza, di sostegno, di esempio. Ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di proporre loro dei beni veri per i quali vivere. La prima responsabilità è trasmettere una fede salda ed esemplare. Io ho parlato con i giovani. Sì, sono andato a messa fino a che non ho fatto la cresima, perché i miei genitori mi mandavano a messa, ma loro non ci andavano. Riflettiamo su questo. La messa è stata preceduta dall'esposizione dell'Arca Argentea della Madonna, un momento partecipato dalle autorità e da numerosi fedeli. Tanti, anche in questi giorni di novena, si sono ritagliati un momento di preghiera e di silenzio. Per me è vivere e mi dà la vita, proprio mi dà la forza di andare avanti. Una cosa che viene da dentro, viene dalla Madonna, è un aiuto che ci dà tutti noi. È il volere bene a qualcuno che ci ha fatto tanto a Rapallo, è un ringraziamento, a me ha fatto tantissimo. Bene, torniamo in studio, vediamo gli appuntamenti religiosi per la giornata di domani, festa di Nostra Signora di Montallegro, a Rapallo in Basilica alle 10:30 al Pontificale, presieduto dall'Arcivescovo Metropolita di Genova, il Cardinale Angelo Bagnasco, e concelebrato dai sacerdoti originari di Rapallo. In serata invece a partire dalle 21 la processione lungo le vie di Rapallo. E la devozione a Maria trova voce anche nelle diverse manifestazioni civili che in questi giorni stanno animando le piazze e le vie delle due città del Tigullio, Chiavari e Rapallo. Qui questa mattina si è svolto il tradizionale panegirico con la sparata del Ramadan, curata quest'anno dal sestiere di San Michele. Noi eravamo presenti. È stata la tradizionale e spettacolare sparata del panegirico a Rapallo a dare il via ufficialmente ai festeggiamenti civili in onore di Nostra Signora di Montallegro. Al termine della messa in Basilica, alle 12 in punto, il sindaco Carlo Bagnasco, bottone alla mano, ha dato fuoco alla striscia di polvere da sparo che, serpeggiando tra un mortaretto e l'altro, centinaia quelli allineati lungo tutta la passeggiata a mare, ha raggiunto la zona della Rotonda Marconi, dove è andato in scena il roboante Ramadan, curato quest'anno dai massari del sestiere San Michele. Una giornata straordinaria, una partecipazione straordinaria, il tempo ci ha aiutato, noi siamo qua con tutta la città che festeggiamo, abbiamo avuto tanti ospiti in questi giorni sul nostro territorio e sono sempre più sentite. È stato bellissimo ieri mattina per l'ultima giornata, alle 5 del mattino sono partiti per la verità alle 2:15 da Piazza Pastene, tantissime persone, di un numero largamente superiore agli anni precedenti e soprattutto tantissimi giovani. Questo ci fa veramente ben sperare per il futuro e ci dà contezza di quanto sia radicata la devozione nella Madonna di Montallegro, che è incardinata proprio nella nostra storia.
Al termine del Ramadan è seguito lo spettacolo pirotecnico a giorno, boato e tripudio di colori per l'atto conclusivo del panegirico. Tante le persone che hanno assistito alle sparate affacciate alle transenne, spettacoli pirotecnici che continueranno anche nei prossimi giorni. Questa sera ci saranno 2 spettacoli pirotecnici di Cerisola e Cappelletta. Domani sera, quando l'Arca Argenti arriverà in passeggiata, quest'anno fa un giro un po' diverso, ma comunque arriverà vicino al castello, l'incendio del castello e la sparata ai ragazzi a cura del Sestiere Borzoli, e poi a concludere lo spettacolo finale dei Sestieri San Michele e Seglio. Giornata di fiera oggi a Chiavari, come vuole la tradizione del 2 di luglio. Quest'anno sono state 316 le bancarelle allestite lungo le vie della città, un po' meno rispetto alle scorse edizioni. Sul posto ha lavorato la Polizia Municipale per i controlli, tuttavia non ci sono state segnalazioni di abusivi o di reati commessi tra le bancarelle. Soltanto 2 i mezzi rimossi, un'auto e una moto. Tradizionale concerto del 2 luglio, questa sera in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Il concerto a Chiavari, inizio alle 21:15, piazza Nostra Signora dell'Orto. L'orchestra Chiavari Classica proporrà un omaggio a Rossini nel 150° anniversario della morte. In particolare si tratta di una selezione dal Barbiere di Siviglia con la partecipazione del soprano Anna Delfino, del tenore Filippo Pina Castiglioni, del baritono Bruno Pestarino, del basso buffo Matteo Peirone. La voce narrante sarà quella di Miro Gatti, dirigerà il maestro Francesco Gardella. Il concerto sarà trasmesso in diretta su Telepace 1 al canale 15, l'ho detto anche all'inizio. Nessuno è un abusivo nel cuore di Gesù, è il messaggio del Papa, l'Angelus domenicale. Per avere accesso al cuore di Cristo, ha spiegato, bisogna sentirsi bisognosi di guarigione e di affidarsi a Lui. La sintesi nel servizio curato dal Centro Televisivo Vaticano. Gesù è sorgente di vita, colui che ridona la vita a chi si fida pienamente di Lui. Lo ha affermato il Papa all'Angelus riprendendo 2 episodi del Vangelo, le guarigioni di una fanciulla e di una donna. 2 racconti che hanno un unico centro, la fede. E su questa strada, contraddistinta dal fiducioso affidarsi al Signore, ha spiegato Francesco, sono ammessi tutti. Nessuno deve sentirsi un intruso, un abusivo, un non avente diritto. Per avere accesso al suo cuore, al cuore di Gesù, c'è un solo requisito: sentirsi bisognosi di guarigione e affidarsi a Lui. Io vi domando, ognuno di voi si sente bisognoso di guarigione, di qualche cosa, di qualche peccato, di qualche problema? E se senti questo, ha fede in Gesù? Sono i 2 requisiti per essere guarito, per avere accesso al suo cuore: sentirsi bisognosi di guarigione e affidarsi a Lui. Dopo la preghiera mariana, il Papa ha levato la sua voce per la pace in Nicaragua, Etiopia e Eritrea. Nel cuore del Papa c'è anche la Siria, lacerata da anni di violenza e guerra e negli ultimi giorni scossa da nuove azioni militari che non hanno risparmiato la popolazione civile. Rinnovo insieme con la preghiera il mio appello perché alla popolazione già duramente provata da anni siano risparmiati ulteriori sofferenze. Intervento di assistenza ad un natante di circa 5 metri con il motore in avaria e con a bordo una persona. Il fatto è venuto oggi intorno alle 13 fuori dalla scogliera Frangiflutti del porto di Chiavari. A intervenire è stata la Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure, che ha intercettato l'unità in avaria vicino agli scogli e col suo occupante in preda a uno stato di panico, ed è stato quindi fatto trasbordare un membro dell'equipaggio sul gommone per poter così procedere al rimorchio dello stesso nel porto lavagnese. Nel frattempo, viste le condizioni di salute dell'uomo, è stato anche allertato il 118. Il soccorso, per fortuna, si è concluso positivamente. Anche ieri numerosi interventi della Guardia Costiera. Nell'area marina protetta di Portofino 3 yacht
erano ormeggiati a paraggi in un'area vietata alla navigazione e all'ancoraggio delle navi da diporto che superano i 24 metri di lunghezza. Denunciati i 3 comandanti. Su una spiaggia di Santa Margherita Ligure invece una turista di 50 anni è stato soccorso dai militari poiché è colpita da una crisi asmatica mentre si trovava in uno stabilimento balneare. Infine intervento della Guardia Costiera anche per il soccorso di 3 persone, di cui 2 molto anziani a bordo di una barca a vela di 10 metri diretta a Portofino che si è ritrovata bloccata a 2 miglia al largo del porto di Chiavari a causa dell'assenza di vento ma anche per l'avaria del motore ausiliario. L'imbarcazione è stata trainata in porto dagli ormeggiatori di Marina Chiavari. L'assenza di segnaletica orizzontale in viale Tappani a Chiavari, soprattutto all'incrocio con Corso Montevideo, sta provocando in questi giorni alcuni problemi al traffico e in alcuni casi situazioni di pericolo. L'asfalto deve riposare almeno una settimana intera, dunque ci vorrà ancora qualche giorno prima che le strisce a terra vengano dipinte. In ogni caso, spiega la Polizia Municipale, è rimasta la segnaletica verticale che va guardata e rispettata. Ieri intanto si è verificato uno scontro tra una macchina e uno scooter, come si vede in foto, sul posto i vigili urbani e i soccorsi medici. Ieri pomeriggio un'auto ha preso fuoco a Sestri Levante all'uscita dell'autostrada mentre si trovava sullo svincolo a pochi metri dal casello. Per fortuna non ci sono stati feriti. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e gli ausiliari del traffico di Società Autostrade. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio. Una signora di 63 anni ha perso l'orientamento mentre si trovava sul monte Maggiorasca nel comune di Santo Stefano d'Aveto ed è finita a ridosso di una pericolosa sporgenza senza essere più in grado di tornare indietro. Il fatto è accaduto ieri mattina intorno alle 11:30. Per soccorrerla è stato necessario l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco del comando di Genova. La donna è stata recuperata col verricello in buone condizioni di salute. L'operazione ha visto anche la presenza dei vigili del fuoco di Chiavari e il soccorso alpino. A Lavagna i carabinieri hanno denunciato uno straniero di 40 anni residente a Serraricò per ricettazione ed uso fraudolento di carta di credito. L'uomo è ritenuto l'autore del prelievo bancomat di 1.500 euro effettuato utilizzando una tessera bancomat risultata rubata nel febbraio di quest'anno all'interno di un'auto parcheggiata in piazza Vittorio Veneto a Lavagna. 2 stranieri, un giovane di 20 anni e una ragazza di 30, sono stati denunciati dai carabinieri per furto aggravato in concorso e furto con destrezza. Il primo, a Camoglia, approfittando dell'assenza di alcuni bagnanti, ha rubato del denaro dagli zaini lasciati incustoditi. La seconda invece, già destinataria di un provvedimento di espulsione, ha rubato un portafoglio dalla borsa di una turista sul lungomare di Rapallo. È arrivata la sentenza di primo grado del processo che vede imputato il Foggia Calcio. La Corte federale, pur attribuendo gli illeciti amministrativi alla società pugliese, ha inflitto una penalizzazione di 15 punti da scontare il prossimo campionato. Alla luce di questo sfuma la possibilità di ripescaggio in Serie B per la Virtus Entella. La società però ha già annunciato ricorso in appello. Facciamo il punto nel servizio che segue. Sfuma al momento l'ipotesi ripescaggio in Serie B per la Virtus Entella. È arrivata infatti questo pomeriggio la sentenza di primo grado della prima sezione disciplinare del Tribunale federale che si è espressa sugli illeciti amministrativi compiuti dal Foggia nelle stagioni trascorse in Lega Pro, prima della promozione in Serie B. La Corte, presieduta da Cesare Mastroccola, ha deciso per la squadra pugliese il mantenimento della categoria, nella quale comunque il Foggia il prossimo anno partirà con una penalizzazione di 15 punti. Negata al momento la possibilità di ripescaggio in B per la Virtus Entella, la quale, in un comunicato, prende atto della pronuncia, annunciando nel contempo l'intenzione di proporre immediato reclamo davanti alla Corte federale d'appello. La società non condivide tale pronuncia, ma prova anche rabbia e profondo rammarico perché si è persa un'importante occasione per fare davvero pulizia nel calcio e restituire giustizia e certezza ad un movimento che ne ha assolutamente bisogno. L'impianto accusatorio della Procura federale, che aveva chiesto 51 giornate di squalifica e 10 anni e 2 mesi di inibizione, oltre alle ammende, di fatto è
stato integralmente accolto, così come è stato accertato che il Foggia Calcio si sarebbe finanziato per 2 stagioni grazie a proventi derivanti da attività illecite. Nonostante ciò, prosegue la società biancoceleste, la pena erogata è stata la sola penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nel prossimo campionato di Serie B. Una sentenza che di fatto va contro la giurisprudenza univoca che dal 2005 ad oggi, dal caso di Genova-Venezia fino a Calciopoli, ha sempre applicato la penalizzazione al campionato appena concluso. Se così fosse, in applicazione del principio di afflittività sancito dall'articolo 18 del Codice di Giustizia Sportiva, i 15 punti di penalizzazione inflitti oggi comunque al Foggia, che ha sopravanzato la Virtus Entella di 14 punti, porterebbe in classifica i biancocelesti sopra di un punto rispetto al Foggia, permettendo loro di mantenere il titolo sportivo per la partecipazione al campionato di Serie B nell'anno 2018-2019. Il sogno della Serie B oggi, anche se un po' più lontano, resta comunque ancora vivo. Inaugurata oggi a Carasco al centro commerciale Leudi la mostra delle foto dell'almanacco della Virtus Entella, un viaggio nel mondo dello sport del Tigullio. Infatti, a fianco delle foto della prima squadra biancoceleste e delle squadre giovanili, sono presenti scatti fotografici di atleti di decine e decine di altri sport. La mostra si può visitare fino all'8 di luglio. Anche quest'anno il ricavato andrà a favore dell'ospedale Giannina Gasellini di Genova. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani, martedì 3 luglio. La sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 3 luglio. È aperto al pubblico il Museo Archeologico di Chiavari. Nelle sale sono esposti alcuni reperti della prima età del ferro. I locali sono aperti dalle 9 alle 14, l'ingresso è libero. Incontri, la mostra di istantanee di Luca Repetto è aperto alle visite alla tipografia Colombo di Chiavari dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 fino al 15 luglio. Proseguono gli appuntamenti dell'estate a Lavagna, un'idea nelle mani, un mercatino per gli amanti della creatività è allestito sul lungomare Labonia a partire dalle 15. Si potrà invece prendere parte ad un gustoso aperitivo in giardino a Casa Carbone a partire dalle 19. Giornata di Open Day per il gruppo dei Predatori Cheerleading. Dalle 18.30 nella palestra della Pro Chiavari in via Principessa Mafalda di Savoia a Chiavari sarà possibile conoscere lo sport del cheerleading attraverso dimostrazioni dei team. Agenda curata dal nostro Andrea Capitani. Andiamo avanti col giornale. Ieri a Zoagli si è disputata la terza prova del Palio Marinaro 2018. La giornata, parecchio assolata, ha radunato tanti appassionati che hanno seguito in tutte le competizioni. Un mare appena increspato. Nella gara dei gozzi in legno, 22 palmi, si è giudicata la vittoria l'equipaggio dei padroni di casa che hanno avuto la meglio sul San Michele di Pagana, giunto secondo e Portofino terzo. A seguire Sesti Levante, Lavagna e Chiavari. Nella classifica generale, dopo le 3 prove, la prima posizione è mantenuta dall'Arma di San Michele di Pagana, 23 punti, seguita da Zoagli che con la vittoria ha conquistato il secondo posto e quindi segue a 20 punti, e Portofino terzo che di punti ne ha 19. Le vittorie nelle altre categorie sono state molte. L'equipaggio del gruppo sportivo San Giorgio di Portofino ha raggiunto il primo posto della categoria senior maschile, mentre sul gradino più alto del podio dei master è salita la compagnia di Sesti Levante. Per la controparte femminile, primo posto per il gruppo sportivo Gianni Figari. Il prossimo appuntamento domenica 22 luglio sempre a Zoagli. In quella giornata si disputerà non solo la quarta competizione, ma anche la rievocazione storica del Palio del 1936. La prova del Palio di ieri a Zoagli sarà trasmessa giovedì sera alle ore 20.50 su Telepace 2 al canale 85 del vostro telecomando. Dopo la squadra Under 17, anche la formazione Under 19 del Rapallo Pallanuota approda alle finali nazionali del campionato nazionale di categoria. Le giallo-blu hanno chiuso al primo posto del girone 1 delle semifinali nazionali, giocata al Poggiolino, e centrano quindi l'obiettivo della Final 8 che si disputerà a fine luglio proprio nella piscina comunale di Rapallo. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento con l'informazione torna puntuale domani alle ore 12.45 con il TG13. Vi ricordo questa sera alle 21.15 in diretta dal Piazza Nostra Signora dell'Orto il concerto in onore di Nostra Signora dell'Orto, patrona di Chiavari e della diocesi. Una buona serata a tutti con i nostri programmi e arrivederci.